Eccoci in compagnia di Roberto Nicolis, presidente della Grande Sfida Onlus. Come sta andando questa giornata? Per fortuna c'è un sole bellissimo. Quello ce lo garantiscono i nostri angeli custodi. Questo meeting di atletica, siamo qui oggi al centro Consolini che abbiamo inaugurato da poco, quindi impianto storico della città di Verona. La pista è stata rifatta, tutti gli arredi dell'atletica leggera, e noi siamo qui oggi, perché abbiamo finito 2 giorni fa, per inaugurare con il meeting dedicato a Beatrice Beghini, che era una delle nostre ragazze che 21 anni fa è andata in cielo, e ricordiamo oggi anche Walter Danieli, un nostro operatore che 2 anni fa è andato in cielo, perché noi abbiamo bisogno di un collegamento tra terra e cielo degli angeli custodi, ed è grazie a loro che abbiamo questa bellissima giornata e queste persone così molto felici di essere qui, che vengono da tantissimi paesi della provincia. Sono 15 palestre in cui ci ritroviamo a fare attività il sabato, che si stanno allenando da più di 2 mesi nell'atletica, nell'attività polisportiva adattata, dove adattato significa adatto alle persone che lo praticano, per far sì che ogni persona possa trovare spazio, modo e tempo di esprimere i propri talenti, i propri desideri e le proprie emozioni attraverso lo sport. Qui con Ennio hai appena vinto questa gara di corsa, com'è andata? Fiatone? Sono forte, ma sono un po' di muscoli. Hai fatto i muscoli, ti sei allenato per oggi? Sì, sono allenato, sì. Da quanto tempo ti alleni? Da tanto tempo che mi alleno, e Francesco mi ha aiutato a me. Francesco è il tuo allenatore? Sì. Mamma mia, ha fatto un buon lavoro perché hai vinto, ti ho visto, Sì, eri davanti, davi 3 metri a tutti. Mi ha insegnato a fare la corsa. Grande, ti vediamo in qualche altra... Spagna! Forza Spagna? Forza Spagna allora! Inizia la grande sfida e dai, vieni anche te, perché oggi è grande festa. Ma che bello è stare insieme in mezzo alla gente, e chi gioca con me sarà di certo grande gioia. Prova a non avere paura di me. Squadra, cuore, passione come te. Allora canta con me. La grande sfida è dare il meglio di sé. La grande sfida è condividere. La grande sfida parte proprio da te. La grande sfida ora c'è. Prendimi la mano e cammina insieme a me. Sarà un mondo fatto di tanti colori, dove l'amore potrà vincere tutti i nostri timori, e non ci sarà barriera o freno che possa fermare la voglia che c'è di dare al mondo un'anima nuova. Prova a non avere paura di me. Umani, squadre, cuore, passione come te. Allora canta con me. La grande sfida è dare il meglio di sé. La grande sfida è condividere. La grande sfida. La mia esperienza è iniziata circa 6 anni fa con il suggerimento di una mia amica, quindi abbiamo iniziato un po' come una sfida perché non sapevamo cosa ci potesse attendere. In realtà adesso per me è come una famiglia, quindi non vedo l'ora che sia il sabato per incontrare i ragazzi, e io sono felicissima di far parte di questo progetto. E siamo partiti con 3 ragazzi, quindi pochi, ma adesso siamo un gruppo di 12 persone e ogni anno continuiamo sempre a crescere.
All'inizio facevamo un torneo di animazione, adesso siamo cresciuti e siamo passati al polisportivo. E noi ci troviamo il sabato pomeriggio in palestra Colonia Veneta. Bene, allora grazie mille, ti lascio, vedo che sei super indaffarata oggi, grazie. quindi ti lascio alle tue attività. Grazie. Ti piace fare video? Vuoi metterti in gioco e sentirti utile? Entra a far parte della nostra squadra e sarai il benvenuto. Insieme si può fare. Ciao Anna, ci racconti un po' di cosa si tratta il Rotaract, di cosa vi occupate? Buongiorno a tutti, io sono Anna Somma, sono il delegato della zona 1, noi appunto rappresentiamo i club del Rotaract della zona veronese, Lago e Trentina. Siamo un'associazione di ragazzi giovani, siamo compresi tra i 18 e i 30 anni e cerchiamo appunto di organizzare eventi o service a favore di associazioni. Il nostro motto è quello proprio di essere al servizio degli altri, appunto come possiamo vedere nella giornata di oggi. Oggi siamo qui al centro polisportivo Consolini e c'è un importante avvenimento oggi, la Grande Sfida. È un'associazione che si occupa di appunto di coinvolgere ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Noi siamo qui oggi per cercare di giocare con loro, di coinvolgerli e appunto di portare avanti l'obiettivo importante come appunto quello della Grande Sfida. Ogni anno vi occupate di molti eventi di volontariato, quest'anno è stato scelto questo per un motivo particolare oppure così? In realtà ogni club della zona ogni anno propone un service, questo service va poi scelto, c'è un voto e quest'anno appunto è stato scelto di portare avanti, sostenere questa attività appunto perché in linea con i nostri con i valori che abbiamo e con l'idea appunto che volevamo portare avanti durante quest'anno. Allora penso che ogni ragazzo, quindi dai 18 ai 30 anni, può unirsi al Rotaract e essere partecipe e fare del bene a tutti in queste iniziative di volontariato. E di essere attivo
assolutamente in questo, ecco, di metterci tutto se stesso, di essere coinvolto e di imparare ancora di più da un'associazione come questa che ti dà sicuramente tanto. Quindi invito tutti i ragazzi, compresi dai 18 ai 30 anni, a scriverci, a contattarci, a far parte di questo perché è veramente bellissimo. Sei emozionato? No. Come no? Sì. Un po', dai. Ti piace questa disciplina? Sì. E poi farai delle altre gare o solo questa oggi? Non so. Non lo sai? No. Secondo me ne farai delle altre. Sei pronto? Sì. Vai, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Tuo turno, eh? Siamo qui con Luca e suo fratello Matteo. Luca, hai già partecipato a una gara oggi? Sì. Cosa hai fatto? Hai corso? Sì, lunga, aspetta. Salto in lungo. Da lungo, Salto in piedi. lungo? Com'è Sì. andata? Così. Yeah! Un movimento così. Sì. Nella mamma ti fa foto, mamma ha La foto. mamma ti faceva la foto. È uguale, film. Bravo. E adesso cosa devi fare? Che gioco facciamo adesso? Te mi di te. Con gli amici? No, te mi di te. Sì. Ma adesso che gioco devi fare adesso? Volto. Il Vortex? Oggi, adesso andiamo a fare il Vortex. Ma Matteo ti accompagna sempre in tutte queste gare? Tanto. Tanto, ti piace partecipare con tuo fratello? Sì, bravo, vero? Io sei tu. Ah, io no, io non sono proprio un atleta, però mi piace questa giornata. E fai anche cosa? Oltre all'atletica? Volto. Nuoto? Fai nuoto, è vero? Ci facciamo raccontare da Matteo cosa fate insieme? Meglio. Sì, allora abbiamo fatto, al di là poi vabbè, di questa giornata che l'abbiamo organizzata insieme all'Associazione della Grande Sfida e alla Rotaract, che è un'associazione di cui faccio parte. Con lui comunque insomma ho colto l'occasione per organizzare con la loro associazione, perché faccio anche delle gare di nuoto e che abbiamo vinto anche una serie di gare, vero? Che gare facciamo? Delfino Fino a Calana. e Rana, e abbiamo vinto anche un po' di gare e quindi insomma Anch'io so nuotare. per me insomma è un piacere, un onore gareggiare con mio fratello. Va bene, grazie. Allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo per le prossime gare e ti seguiamo tutta la giornata, eh? Mi raccomando. Sì. Grazie mille. Dai, Forza Italia. Forza Italia, sì. Prima Ennio ha detto Forza Spagna, invece Forza Italia. Sì. Ok, in bocca al lupo per oggi. Cosa vuoi dirci, Giovanni? Ti stai divertendo? Sì, vero? È molto divertente questa giornata. Vai, in bocca al lupo per dopo. Buone gare, ragazzi. Siamo qui con questi ragazzi, Massimiliano, Luca, Mattia, Michele e tu come ti chiami? Veronica. Veronica, siete pronti per fare il salto in lungo? Sì. Siete emozionati? Sì. Avete già fatto, che gara avete già fatto? Hanno fatto La corsa di velocità. La corsa? Com'è andata? È andata bene? Bene. Bene, hai vinto? Quasi. Io non l'ho fatta la Sofia e la Elena. E allora come sono andate? Benissimo. Hai un corso veloce? Sì. Ok, e siamo fiduciosi? Siete emozionati per il salto in lungo? Sì. Vi piace? Sì. Ma vi piace la sabbia? Sì. Allora vi faccio un grande in bocca al lupo, ok ragazzi? Grazie. Mi raccomando, eh? Sì. Battiamo 5 e vai! Woohoo! Yes! Sono riuscita a trovare questi due volontari Rotaract, precisamente Rotaract Scaligero, quindi qui di Verona. Vi vedo in tenuta sportiva, prima volta che vi vedo in tenuta sportiva. Cosa sta succedendo? Dove siete impegnati oggi? Siamo molto competitivi in tutto, in tutte le discipline ovviamente. E adesso ci stiamo proprio spostando a fare il Vortex. E avete appena fatto cosa? Salto in lungo. Oh mamma mia, Sì, siete riusciti a 2 entrare metri. nella sabbia? No, direi di no, però ci impegniamo. Com'è, vi sta piacendo questa giornata? Assolutamente Sì, sì. sì, Poi il assolutamente. tempo è bellissimo e ha aiutato. È una bella esperienza. Ed è bello aiutare gli altri, vero? È per questo che ci siamo impegnati siamo qui qua. oggi.